Grazie Presidente, saluto ovviamente anch'io il Vice Sindaco di Venezia, l'assessore alla salute, l'assessore Potraccin, chiaramente l'amico Fabrizio Curcio, saluto il direttore generale qui responsabile di questo hub vaccinale che è frutto del sistema paese. Questa è una sinergia fra imprenditori privati, quindi il gruppo Finint, la Regione Veneto e il Comune di Venezia. Questo è importante perché quando si fa squadra si vince. Qui ci sono 20 linee che a breve diventeranno 28, la capacità di fare 3.000 fino a 6.000 se si fa anche il turno notturno e di aumentare ulteriormente. Noi siamo a livello nazionale a oltre 25 milioni di somministrazioni, diciamo 17,5 prima dose e circa 7 milioni e mezzo, poco più, di persone che hanno già fatto il ciclo completo. I numeri del Veneto li ha accennati il Presidente. Io voglio rimarcare che a seguito dell'ordinanza numero 6 che ho firmato il 9 di aprile c'è stato un incremento notevolissimo in tutte le regioni delle percentuali di over 80 e fragili cui è stato somministrato il vaccino e contestualmente c'è stato un calo netto, repentino delle ospedalizzazioni, delle terapie intensive e dei decessi, e questo è molto importante, di questo sono estremamente soddisfatto e devo dire che il Veneto in questo è estremamente virtuoso, è al numero 1 per over 80, 98% contro una media nazionale dell'88%, numero 1 over 70, 83% contro una media che è circa 75%, sui fragili è in cima alle classifiche e quello che voglio dire, percentuali di inoculazioni rispetto alla distribuzione sempre al di sopra del 90%, oggi è all'85% perché oggi sono arrivate le dosi di Pfizer, quindi sono arrivate a livello nazionale in distribuzione oltre 2 milioni e 100.000 dosi di Pfizer. Fra domani e dopodomani arriverà ancora circa 400.000 AstraZeneca, 170.000 Johnson. Maggio è un mese di transizione. Noi a maggio avremo alla fine, come avevo detto più volte, circa 17 milioni di dosi. Siamo con una media della settimana scorsa di oltre 450.000 dosi giorno, con punte di oltre 500.000 giornalieri che si sono attestati fra giovedì e venerdì, quindi mi auspico che oggi faremo più di 500.000. È chiaro che la vaccinazione è un insieme di scienze e organizzazione, qui c'è e l'ho vista, e ovviamente percezione. Dobbiamo dire che fare comunicazione è importante su tutti i vaccini, perché tutti i vaccini possono salvare la vita. È chiaro che bisogna seguire poi le raccomandazioni della comunità scientifica. Per giugno, a giugno dobbiamo aprire alle altre classi, a giugno dobbiamo aprire anche alle aziende. So che qui a breve saranno fatti dei test legati ai target del piano, quindi andando con le classi d'età, e saranno proprio dei warm up con i medici competenti, i medici aziendali, per verificare e testare, come io avevo detto nel piano, la bontà del sistema. Ringrazio veramente, l'ho già fatto più volte oggi, il generale Figliuolo in veste di commissario che è qui oggi, ha avuto modo di apprezzare, vedere quello che spesso ci siamo raccontati al telefono, vedere di persona l'organizzazione del Veneto e la macchina vaccinale del Veneto, che ricordo che è una macchina importante, 1300 persone schierate tutti i giorni, e per me è anche l'occasione per ringraziarli tutti uno ad uno, i sanitari, quelli che non sono sanitari, e anche poi tutti i volontari. 60 centri vaccinali che ci permettono oggi di dire che siamo sempre in testa alle classifiche nazionali con le performance delle nostre vaccinazioni. Abbiamo già vaccinato, come voi sapete, abbiamo già inoculato, scusate, quasi 2.200.000 dosi. Possiamo dire che sulla popolazione target, che è di 4.200.000 abitanti, vuol dire che in via teorica, matematica, una persona su due, una testa su due ha avuto un incontro ravvicinato con il vaccino.